Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Parliamo di sociale oggi perché parliamo del progetto Civitas a San Sperate. Lo facciamo in compagnia di Michele Vargiu, dottore psicologo, psicoterapeuta. Grazie di essere qui. Grazie a te Fabrizio, è sempre un piacere incontrarti e buonasera a tutti. Allora, il progetto, la presentazione del progetto Civitas, abbiamo già parlato la scorsa settimana con l'assessore alle politiche sociali Raffaele Vargiu, si terrà venerdì, quindi dopodomani, 5 aprile, dalle 16:30 al centro diurno di via Sicilia San Sperate. Progetto Civitas, prevenzione del disagio mentale e promozione del benessere psicologico, cittadinanza partecipativa. Michele Vargiu è il direttore scientifico di questo progetto e chiedo di raccontare insomma qualcosa di un pochettino più dettagliato, cioè di cosa stiamo parlando, che tipo di progetto è. Grazie Fabrizio che mi dai questa possibilità. Allora, il progetto Civitas, come dice la parola, è un progetto di cittadinanza partecipativa. Nasce un po' dal mio lavoro in Spagna, dai gruppi di psicoterapia di comunità, cioè il creare dei profili di comunità dei bisogni dei cittadini, che vengono poi ripresi dalle amministrazioni comunali e dalla group analisi. Nasce dall'idea semplice di un cittadino che ha incontrato poi l'assessore e che si è trasferito qua a San Sperate, ha avuto una figlia e a quel punto ha deciso di pensare a un progetto che potesse mettere insieme un qualcosa che non c'era più, cioè l'idea del quartiere, l'idea della cittadinanza come dispositivo che possa prendere carico anche del malessere del singolo. Perché questo? Perché ci sono state in questi ultimi 20 anni delle trasformazioni familiari molto importanti. 30 anni fa la famiglia era il luogo deputato a poter costituire, attivare una funzione di tessuto sociale attraverso l'educazione dei figli che in qualche modo dovevano restituire qualcosa allo Stato come cittadino. Adesso il sociale, cioè l'insieme delle norme che regola la famiglia, le norme giuridiche, i riti, i miti di una società ti dicono che tuo figlio deve essere felice. Perché tuo figlio sia felice tu lo devi accudire costantemente, accudendolo costantemente per farlo felice, che è una dinamica che ha a che fare anche con un certo neoliberismo spinto di questi ultimi 20 anni, non crei mente, cioè non c'è la possibilità di insegnare all'interno della normale comunicazione quotidiana la frustrazione. La frustrazione crea la mente, cioè è l'incontro proprio con la frustrazione che ti permette di posticipare un bisogno e di diventare cittadino, cioè che vedi l'altro. Ecco, questa funzione qua si è persa, quindi il quartiere non è più un dispositivo che serve per accogliere il singolo, ma quasi non esiste più. Quindi ci siamo ritirati in un io minimo, come dispositivo che è stato postulato anche da Christopher Lasch, in un io minimo in cui ognuno rimane ancorato alla propria idea di individualità, cioè famiglie monadi. Ecco, noi stiamo cercando di poter rimettere al centro la collettività a partire da una cosa centrale, cioè la prevenzione. Proviamo a pensare a questo, Fabrizio. Che fine fanno i bambini che stanno male e non vengono aiutati subito? Che fine fanno gli adolescenti? Io vedo tantissimi adolescenti, tu lo sai, io lavoro proprio con l'adolescenza complicata, fragile. Che fine fanno se non vengono aiutati subito in prevenzione? Finiscono nel circuito del cronico. E quando tu vai a lavorare nel circuito del cronico, non è la stessa cosa. Quindi l'idea è la prevenzione, partendo proprio dal prendere in carico, in primis, l'età evolutiva, cioè c'è in qualche modo una vicinanza specifica per questo. È un progetto che nasce, abbiamo detto, con l'intento di promuovere la cultura della cittadinanza partecipativa, tante le iniziative messe in campo, laboratori, banca del tempo, gruppi psicoeducativi. Ecco, è una questione anche solamente, diciamo così, di comunità, o è anche un discorso di età? Cioè è riferita solamente a una fascia di età o va bene per tutti? No, è sicuramente riferita a tutti, con una vicinanza all'età evolutiva in quanto prevenzione del malessere, però è inserito all'interno di un benessere psicologico per tutta la comunità, quindi ci saranno attività, laboratori e diverse aree sia per bambini e adolescenti, per le famiglie, quindi legati anche alla genitorialità, per gli anziani,
e per i giovani adulti. Cioè l'idea è quello di creare una connessione tra le competenze che ognuno di noi ha semplicemente e il poterle offrire agli altri. Vi faccio un esempio. Io con alcuni pazienti che vengono da me e che non hanno una disponibilità economica di un certo tipo, sto iniziando a praticare, come alcuni miei colleghi, non è una cosa che mi sono inventato io, il baratto, cioè quello che possono offrire, per esempio, una restituzione con i prodotti dell'orto oppure con altre forme di baratto. Ecco, questa è l'idea di poter offrire gli stessi servizi, non tutti, ma in una maniera collaborativa. Quindi è aperto a tutti e ognuno di queste persone può offrire un qualcosa per l'altro. Dicevamo progetto pilota, progetto sperimentale. La domanda magari sembrerà quasi anche scontata, ma perché fino adesso non si è mai fatto, perlomeno in Sardegna? Allora, non si è mai fatto per due motivi. Il primo, che è necessario una certa competenza rispetto alle gruppalità, quindi nasce da una competenza specifica che è quella della gruppo analisi. Io sono un gruppo analista, lavoro molto nei gruppi con anche tanti colleghi e questo progetto è stato anche patrocinato da due federazioni, una è la FENACOPSI, che è la Federazione Nazionale per le Comunità di Orientamento Psicanalitico, e dal Cerchio Nazionale, che è un'associazione nazionale che racchiude psicologi, medici, psichiatri, che si occupa di utilizzare il gruppo, anche il gruppo allargato nella cittadinanza, per promuovere il benessere psicologico. Quindi è complicato da organizzare, è complicato da programmare, ma ha dei buoni risultati. Tant'è che per programmarlo ci abbiamo messo un sacco di tempo per poter organizzare un evento come questo che mettesse insieme anche i bisogni, perché la cosa più banale che ci possa essere è che per fare dei laboratori per i genitori, la cosa più semplice è che se tu non organizzi un laboratorio anche per gli stessi figli nello stesso momento, che poi quello che noi abbiamo fatto, i genitori non possono andare fisicamente, quindi questo è stato uno dei primi problemi che abbiamo dovuto superare. Ogni laboratorio che noi proponiamo ai genitori ha al suo fianco, nello stesso orario, un laboratorio di tipo psicologico, artistico, in base all'area trattata, anche per i bambini o anche per gli adolescenti. Questo permette che i genitori possano attivarsi e possano partecipare, però senza avere il problema di dove lascio mio figlio, non posso partecipare. E anche la condivisione di un percorso importante. E anche la condivisione di un percorso portante. Inoltre, all'interno di Civitas ci saranno un sacco di professionisti di diversi saperi, quindi non solo psicologi, ma anche filosofi, anche sociologi, psichiatri, che hanno a che fare con un'idea centrale, che il benessere psichico e psicologico si lavora in prevenzione. Per fare solo la parte legata alla psicologia, ma è benessere psicologico anche dipingere, è benessere psicologico anche andare con i bambini a vedere quali sono le attività le attività aziendali, lavorative proposte dal paese. È benessere anche fare la banca del tempo, anche l'università della terza età. Ecco, l'idea è questa, di generalizzare la prevenzione come dispositivo di cura. Siamo in chiusura, vogliamo lanciare anche un appello per ricordare l'appuntamento di dopodomani. Bene, io sono molto contento di potervi invitare tutti insieme a Raffaele Vargiu, che è l'assessore, ma anche insieme al sindaco che ha permesso che tutto questo comunque avvenisse, e che ci tiene molto che nell'amministrazione comunale ci sia anche questa spinta verso il benessere psicologico. Quindi vi invito tutti e vi ricordo che soprattutto per i genitori ci sarà un laboratorio per i bambini, per i figli, nello stesso momento. C'è un questionario che voi potete in qualche modo attraverso un QR code scansionare e visionare sui bisogni della cittadinanza, che poi vedremo graficamente il giorno. E niente, vi invito tutti, spero che potremo iniziare a lavorare assieme. Lo ricordo nel dettaglio, quindi dopodomani, venerdì 5 aprile, dalle 16:30 al centro diurno via Sicilia a San Sperate, la presentazione proprio del progetto Civitas. Dottor Michele Vargiu, grazie ovviamente di essere stato con noi, ci rivediamo presto, in bocca al lupo per questo progetto. Grazie Fabrizio e buonasera a tutti.
Grazie ancora a voi che ci avete seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace e di condividere. Ci vediamo al prossimo appuntamento, 19:30. Effetto Sera, il talk show su social. Ciao, buona serata.